Cosa ci azzecca un filosofo con un calzolaio? Beh, innanzitutto ricordare che questa idea dell'artigiano come qualcosa che è astrattamente separato dal fare artistico è un'idea balorda, un'idea di un certo cattivo romanticismo che non ha nulla a che fare con la grande tradizione artistica, soprattutto italiana, ma non solo. E soprattutto nel moderno, nel contemporaneo, è stato con forza rivendicata questa figura dell'artigiano come uno che sa, che ha il mestiere, che non soltanto il suo proprio, ma anche del materiale che adopera, e che riesce appunto a tradurre le proprie idee in forme che non sono standardizzabili, che mantengono quell'autonomia, quel marchio di creatività che è proprio dell'arte. Quindi Ronaldo Segalini era uno di questi al massimo livello. Ora non può essere preso ad esempio, chiaramente, dire fate come Segalini, perché artigiani artisti di quel tipo è evidente che sono anche il prodotto, diciamo, del caso, della fortuna. E tuttavia capire bene che l'artigianato può avere questa importantissima funzione nel mondo contemporaneo, cioè di mantenere viva una tradizione che si innoverà continuamente, come tutte le tradizioni viventi, come tutti i corpi viventi che mantengono la loro identità soltanto trasformandosi, perché l'unico modo che abbiamo di conservarci è quello di trasformarci, e lo facciamo quotidianamente fino a quando crepiamo. Allora non ci trasformiamo più, o perlomeno non vediamo più le trasformazioni che subiamo, chissà quali trasformazioni subiamo magari, ma insomma non le vediamo più, non sono più empiricamente constatabili e rappresentabili. Quindi certo, innovandosi continuamente, però comprendendo bene che hai questa enorme potenzialità, no? In un mondo in cui c'hai le produzioni di massa e continuerai ad averle, eccetera, eccetera, la produzione, quel tipo di produzione che ha cura di particolari bisogni, di particolari desideri, e che si esprime attraverso forme artistiche, pur soddisfacendo dei bisogni precisi, specifici, diversi da quella che consideriamo magari arte tout court, ammesso che appunto questa distinzione possa tenere, probabilmente sì, ma certamente è una distinzione, non una separazione. Quindi un discorso molto importante. Però permettetemi, anche per non ripetere le cose che ha detto Gian Michetti a questo proposito, di sottolineare un altro aspetto di questo importantissimo problema che è l'artigianato, la sua organizzazione, eccetera. Non dico nulla, non spendo una parola per sottolineare quanto quelle esigenze di politiche di formazione, eccetera, siano lontane dall'essere soddisfatte. E quando si dice che l'artigiano, eccetera, deve stare nella città, deve essere, ci sia bisogno di politiche per la città. Perché tenere l'artigianato a Venezia, ad esempio, comporta qualche sacrificio rispetto a fare le stesse cose laddove non puoi avere gli effetti anche complessivi che hai a farle a Venezia, se le fai a Mestre o se le fai anche da queste parti. Non hanno lo stesso effetto pubblicitario di vetrina, ma per farle a Venezia c'è bisogno di una certa politica. E noi a Venezia sappiamo come, quando siamo andati a chiedere in modo del tutto legittimo e giustificabile un certo
un certo riguardo per le condizioni in cui le attività artigianali potevano svolgersi nel centro storico di Venezia, siamo stati presi a calci dove va bene. Quindi siamo molto, molto, molto lontani da quell'attenzione che sarebbe necessaria perché si procedesse nel senso di quell'artigianato nuovo che si sentiva prima dalle parole di Micelli e che credo sia nell'interesse dovrebbe essere nell'interesse di tutto questo Paese sostenere. Ma un altro aspetto importante, io ho conosciuto Segalin e c'era una forte, credo, simpatia tra di noi, perché per tanti versi magari si assomigliavano. Cioè, da un lato la consapevolezza che per fare qualcosa oggi bisogna farlo insieme e dall'altro un profondo fastidio per il prossimo. Questo era il problema che Segalin sentiva ancora più di me. E credo che i suoi colleghi dell'artigianato, quelli che hanno qualche anno di più rispetto anche a te forse, avvertivano. Io ricordo feroci polemiche con i suoi colleghi. Non gli andava bene assolutamente niente di quello che facevano, di quello che organizzavano. E nello stesso tempo credo non abbia mai pensato, cioè abbia sempre rivendicato con forza il suo appartenere a quella categoria. Come dire, nel Medioevo si diceva o porte terese sesse, è necessario che ci siano degli eretici. Credo che sia verissimo questo, è necessario, perché soltanto loro poi spingono avanti, provocano, producono. Quindi era chiarissimo in lui l'essenzialità della organizzazione, con la quale polemizzava quotidianamente, ma l'essenzialità dell'organizzazione. Credo che sarebbe stato il primo, se ci fosse stata un'idea di sciogliere il Confartigianato, che si sarebbe messo a difendere la spada a tratta. Ma questo, guardate, è una cosa essenziale, bisogna ricordarsela bene, cioè la vitalità di un paese non solo sotto il profilo economico, ma sotto il profilo politico, la vitalità di una democrazia, se intendiamo ancora difendere questo difficile e fragile regime, si basa sulla forza e sulla vitalità delle sue organizzazioni di categoria, si basa sulla forza e vitalità di quelli che si dicono corpi intermedi. Se questi mancano, se questi si indeboliscono, se questi vengono in qualche modo ritenuti superflui, va bene, perché basta l'artigiano e la sua bottega, perché basta il medico, perché basta. La democrazia finisce, cioè il compito straordinario di organizzazioni di grandi tradizioni e di forte ancora rappresentatività, oltre a quello della difesa degli interessi, della promozione della formazione, eccetera, 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 è questo. Cioè, il ruolo di organizzazioni come il Confartigianato è un ruolo essenziale per salvaguardare, promuovere e far progredire la nostra democrazia. Se vengono meno o si indeboliscono o alla fine vi è una difficoltà di rappresentatività, viene meno la vostra rappresentatività, la vostra autorevolezza, e sono pericoli che io credo reali, è automatica la conseguenza, c'è il popolo
e il popolo chiede il capo. Perché se tra popolo e capo non c'è nessuno, se tra popolo e capo non c'è nessuno, se tra popolo ed esecutivo e governo non c'è nessuno, è automatico. La conseguenza automatica, la rappresentatività e l'autorevolezza delle categorie professionali, tutte, dei sindacati, tutti. Sindacato vuol dire condurre insieme, si conducono insieme mica solo gli operai. La crisi dei sindacati dei lavoratori, crisi dei sindacati industriali, la Confindustria. Chi è? Chi sono? Chi parla? Si parla della crisi dei sindacati operai ed è una crisi gravissima. Pensare che i sindacati dei lavoratori sono per il 60% ormai sindacati di pensionati è evidente. E a qualche pazzarellone potrebbe anche risultare piacevole la notizia. Ma la stessa crisi è la crisi della Confindustria. Credo che sintomi di crisi siano dappertutto, più o meno vistosi, più o meno forti. È drammatico questo. Quindi la ragione di fondo per cui sono venuto qui molto volentieri, oltre nell'affetto, la simpatia, è questo invito davvero a badare a questa dimensione della vostra presenza, del vostro lavoro, che è straordinariamente importante, preziosa. Cioè, quando fate iniziative come queste, valorizzando anche aspetti appunto di tipo culturale, generale, eccetera, è importantissimo, perché su questi, tra virgolette, valori che si fonda poi una comunità, non soltanto sull'interesse immediato di difesa di interessi economici o legittimissimi, eccetera. È su questi elementi che si fa comunità, e il farsi comunità all'interno delle diverse professioni, delle diverse vocazioni è fondamentale, perché la fine dei corpi intermedi è la fine della democrazia, non è la crisi di un sindacato o di un altro, è qualcosa che lede alle radici il funzionamento della vita democratica. E allora le vostre iniziative come questa hanno questo prezioso significato che vorrei ricordare con forza, che vorrei sottolineare con forza e per il quale devo dire, se continuate in questa direzione e con sempre più convinzione, con sempre maggiore consapevolezza, vi devono essere grati anche quelli che non appartengono a questa categoria. È un lavoro politico nel senso più nobile quello che fate, è più importante, e quindi davvero mi auguro che possiate continuare a svolgerlo come iniziative come queste dimostrano volete fare.